Presidente Bolzonello, perché oggi in Friuli Venezia Giulia creatività si deve sempre più coniugare a competitività? Ma io penso che oggi il saper fare sia un qualcosa che dà quel valore aggiunto alla nostra impresa, e quel saper fare legato alla capacità anche di sognare, di guardare lontano, di avere l'utopia come valore aggiunto e non come un minus, sia esattamente quello che le nostre imprese devono avere come modo di agire e modo di pensare. E oggi IS è esattamente questo, la capacità di coniugare il grande saper fare delle nostre aziende con la competitività di un mercato globale che non si ferma mai e che è sempre innovativo. Ma se la competitività è globale, come si incardina nel territorio? Beh, la differenza la farà proprio la creatività. Nel mercato globale ci sono molti prodotti molto simili, quello che farà la differenza sarà assolutamente la creatività, ed è quello che stiamo facendo. Per la regione espandere il modello ITS sul territorio regionale, in tutto il Friuli Venezia Giulia, è una nuova sfida? IS è un unicum e quindi non va né copiato né replicato. IS è un qualcosa che va oltre, che è veramente utopia che si applica a progetti. IS rappresenta per questo territorio un salto culturale. Ed è questo che mi ha fatto credere da subito in questo progetto, perché di tale si tratta. IS è un cambio culturale straordinario, perché riesce a far capire che si può fare la grande impresa, le grandi cose, guardando da un'altra ottica la parte artigianale. La parte artigianale che si trasforma e che diventa un qualcosa di altamente innovativo. Tiene assieme i centri di ricerca, l'università, il saper fare, la grande capacità di coniugare il modello artigianale al modello industriale. Ecco, allora IS non è solo un evento, è anche un evento meraviglioso, bellissimo, in una città straordinaria come Trieste, ma è proprio un cambio culturale. E ITS resta incardinato a Trieste, il Friuli Venezia Giulia. Ci chiamiamo ITS.